continuiamo il nostro viaggio all'interno del museo, sono curioso di queste scarpe. Sì, queste sono le scarpe dette i scappi Pilu, che fino a pochi decenni fa gli uomini li calzavano anche negli inverni molto rigidi. Sono realizzati con il copertone delle macchine e con la pelle di animale, poi con dei piccoli lacci venivano attorcigliati attorno alla gamba. Questa è la sala delle arti e dei mestieri, infatti in ogni vetrina possiamo notare gli utensili che gli artigiani utilizzavano per poter produrre vari prodotti come quelli del falegname, del fabbro, del muratore, ma in qualche altro angolo di qualche altra vetrina possiamo notare anche alcuni oggetti caratteristici delle abitazioni antiche di Santa Lucia del Mela, come i cannaluni pillacqua, che sarebbero quelle antiche grondaie raccoglitori di acqua piovana in terracotta che riprendono la forma dei draghi. Allora, siamo nell'atrio del Palazzo Vescovile, dove si possono ammirare le lapidi commemorative in marmo, e sono ricordate in queste lapidi tutte le opere che hanno realizzato i vari prelati del tempo. Basta ricordare quella lapide commemorativa di Monsignor Carlo Santa Colomba, che si è prodigato per finanziare i restauri dopo il terremoto del 1783 che ha seriamente danneggiato questo palazzo. Allora, siamo entrati ora nell'ingresso del Palazzo Vescovile, tu l'hai battezzato in un determinato modo. Sì, l'ho battezzato come sala dei ritratti perché lungo le pareti ci sono affissi i ritratti dei prelati, i prelati che si sono succeduti nel corso dei secoli in questa struttura a partire dal XVII secolo. Il primo fu Monsignor Simone Rao Grimaldi e l'ultimo fu Monsignor Salvatore Di Salvo, di origini catanesi. È stato il 1986 l'anno in cui la diocesi di Santa Lucia del Mela, che fino a quel tempo era sempre stata autonoma a dipendere solo dalla Santa Sede, da nessun'altra diocesi, ad essere accorpata a quella di Messina. Dunque da quel momento, dal 1986, la nostra diocesi è riconoscibile come arcidiocesi di Messina Liberi Santa Lucia del Mela e con a capo l'attuale arcivescovo Monsignor Calogero Lapiana, che si prende cura delle anime non solo di Messina ma anche di Lipari e di Santa Lucia del Mela. In questo salone possiamo ammirare un bellissimo polittico della fine del Rinascimento, dove al centro della composizione è inquadrata la scena dell'Annunciazione, l'angelo annunciante e Maria annunciata al centro della composizione, mentre ai lati possiamo notare San Giovanni Battista rappresentato sempre con l'agnello e San Francesco di Paola a destra. In alto invece, in un'altra parte del polittico, è Cristo risorto posto davanti al sarcofago. Altri elementi fondamentali di questo salone? Possiamo vedere anche un altro quadro di carattere devozionale, che è quello in cui viene rappresentata la gloria della croce con ai lati Gesù e Maria. In questo quadro si possono scorgere alcuni elementi tipici della Passione, infatti ci sono degli angeli che reggono la veste rossa, altri invece che tengono il sudario, con il panno anche della Veronica dove è impresso il volto di Cristo. Altro elemento importante di questo salone è lo stemma che ritroviamo al centro del pavimento, che è lo stemma che appartiene a Monsignor Ricceri, prelato degli anni 50 del 1900, che è originario di Biancavilla. Adiacente al salone delle udienze è la cappella privata del vescovo, con un altare maggiore del 1757 proveniente dall'oratorio di Santa Maria dell'Arco. Questo altare è stato impostato qui dallo scultore milazzese Orazio Ruvolo negli anni circa 50 del 1900. Al di sopra di quest'altare è una bellissima Madonna col bambino, la Madonna di Trapani, detta anche Madonna del Colloquio, per l'intimo sguardo che si instaura tra la madre e il figlio, tra la Madonna e il bambino. È una scultura del XVI secolo, di stile quindi rinascimentale, mentre la parte sottostante è proprio di epoca barocca e lo si può vedere dagli elementi stilistici che sono appunto i girali e le volute. Da un salone all'altro, un'altra sala per le riunioni dei vescovi, troviamo questo bellissimo trono.
È il trono prelatizio, è il trono su cui si sedeva il vescovo ed è in legno dorato. Da questo trono vengono fuori diversi stili, diversi elementi decorativi, a partire da le volute di epoca barocca, gli elementi geometrizzanti tipici dello stile impero. Infatti per questo motivo è stato detto stile ibrido. È stato realizzato dall'intagliatore Mesi di Domenico nel 1897, un intagliatore della bottega messinese. Chiudiamo la nostra puntata seduti comodamente qui nello studio del Vescovo. È sicuramente tanta storia, tanta arte qui nel Palazzo Vescovile di Santa Lucia del Mela. Siamo venuti per ricordare anche il copatrono del comune San Biagio. Vuoi invitare magari i telespettatori a venire a visitare il Palazzo Vescovile, ma soprattutto Santa Lucia del Mela? Sì, oggi nella ricorrenza di San Biagio abbiamo tracciato un percorso tra arte e devozione, soprattutto di devozione, ma è pur vero che il nostro museo diocesano è ricco di tanta storia e di tanta arte, quindi credo che valga la pena di venire a visitarlo e per questo invito tutti a venire a trovarci e soprattutto quello cui mi preme, vorrei dare un messaggio positivo soprattutto ai giovani, alle istituzioni scolastiche del nostro territorio, perché è attraverso i giovani che la nostra cultura, la nostra storia potrà essere diffusa anche al di fuori della nostra realtà territoriale. Noi ringraziamo, oltre alla dottoressa Rosalba Egitto, anche Padre Insana che ci ha permesso di visitare questa bellissima struttura. Ringraziamo l'amministrazione comunale, tutti i cittadini di Santa Lucia del Mela che ci hanno accolto a distanza di 2 mesi. Momenti ritorna la prossima settimana con un'altra puntata molto bella dedicata alla festa degli innamorati, al San Valentino. Ultima battuta, Rosalba, ritorneremo qui a Santa Lucia. Sicuramente ci saranno altre occasioni di accogliere le telecamere di Momenti, anche perché ci sono tanti progetti che l'amministrazione comunale ha intenzione di portare avanti con la Curia. A questo punto non ci resta che ringraziare ancora una volta tutti quanti coloro che hanno permesso questa puntata qui a Santa Lucia del Mela. Vi ricordo che la telecamera di Angelo Bartuccio può venire anche da voi, basta contattare il numero in sovraimpressione. Buona continuazione con i programmi di Antenne del Mediterraneo, noi ci vediamo la prossima settimana. Com'è difficile spiegare, ma tu stella amica dimmi se resterà. Sorella dei sogni miei, parlami ancora fino a domani, dimmi se è vero che lei esiste per davvero.